Buongiorno, ben ritrovati, siamo in diretta come sempre, tanta la cronaca ma anche ovviamente la politica. Vi abbiamo fatto vedere ieri i risultati, oggi vi faremo vedere nuovamente le schermate con i vincitori vinti, le percentuali. Fra pochi minuti ci collegheremo con Vicenza dove parlerà per la prima volta il nuovo sindaco di Vicenza, Giacomo Possamai del centro-sinistra, che ha vinto su Francesco Rucco del centro-destra. Sentiremo dunque le sue parole, poi vedremo ovviamente invece i risultati di Adria, Sona, Vicenza e Vedelago, ma vediamo ora proprio i minuti subito dopo la vittoria di Giacomo Possamai e insomma la festa in piazza. Dunque avete visto la grande festa nella piazza di Vicenza, vediamo ora la schermata con il riepilogo delle percentuali. Vicenza, vediamo se arriva la schermata, eccola qui. La vedete, Giacomo Possamai, centro-sinistra, che ha vinto col 50,54% contro Francesco Rucco del centrodestra, che ha ottenuto il 49,46%. Poi andiamo invece a Vedelago, se riusciamo a Vedelago, con Marco Perin, l'avete visto, sconfitto lista civica ed ex vice sindaco, che ha ottenuto il 49,70%, e il nuovo sindaco di Vedelago, Giuseppe Romano, Fratelli d'Italia e Lega, che ha vinto con il 50,30%. Poi ci collegheremo da Vedelago con la nostra Lina Paronetto perché insomma ci sono stati dei problemi e chiedono il riconteggio, la squadra di Perin chiede il riconteggio delle schede. Poi andiamo invece a Sona. Sona, vediamo Gianfranco Dalla Valentina, lo vedete, 51,14%, ed è il nuovo sindaco contro Corrado Busatta di Fratelli d'Italia e Liste Civiche, che invece ha ottenuto il 48,86%. Ed infine ad Adria, in provincia di Rovigo, vediamo il nuovo sindaco è Massimo Barbuiani con il 54,11%, contro Omar Barbierato delle Liste Civiche, che ha invece ottenuto il 45,89%. Ora non so se riusciamo a vedere la sala dove dovrebbe tenersi la conferenza stampa del sindaco di Vicenza, Giacomo Possamai. Vedete, si stanno preparando, si stanno organizzando, fra pochi minuti ci sarà le prime parole del nuovo sindaco di Vicenza, che noi ovviamente seguiremo in diretta. Ma se riusciamo, visto che siamo in attesa, ecco, la vedo già la nostra Lina Paronetto, ve lo dicevo, a Vedelago la squadra di Perin chiede il riconteggio delle schede, quindi sentiamo ora la nostra Lina Paronetto. Lina, buongiorno. Buongiorno da Vedelago, siamo qui con Cristina Andretta, sindaco uscente del comune di Vedelago. Era in corsa con Marco Perin. Questa sconfitta per meno di un punto percentuale, stiamo parlando di poche decine di voti, 43 voti solamente di differenza tra i due sfidanti, Marco Perin e Giuseppe Romano, in questo secondo turno, che ha visto prevalere appunto il candidato del centrodestra Romano. Alle nostre spalle il municipio in cui il neo sindaco sta facendo il giro degli uffici dopo che la commissione elettorale di fatto ha proclamato la sua vittoria, ma c'è ancora qualcosina probabilmente da verificare, perché da parte della squadra di Perin e così Andretta si sta valutando se procedere con la richiesta di un riconteggio.
Sì, è corretto. I nostri rappresentanti di lista, che erano anche i nostri candidati, hanno valutato e ci hanno dato evidenza proprio ieri pomeriggio di alcune particolarità, di alcune cose che secondo loro non andavano, e quindi stiamo valutando la possibilità di chiedere il riconteggio. Ecco, cos'è che magari vi lascia ancora un dubbio? Beh, il dubbio è l'amaro in bocca di questi 43 voti, e quindi chiaramente può essere che nelle schede nulle, per esempio, che sono più di 80, oppure nelle altre schede ci sia qualche errore di valutazione. Non sono stati chiari alcune indicazioni di voto, tipo se bastasse la crocetta o l'indicazione del nome del candidato sotto il candidato sindaco, e in alcuni seggi è stato valutato in un modo e in altri in un altro modo. Ecco, al di là di questo e al di là di quello che deciderete di fare, come si sente oggi? Facciamo una valutazione di quello che è stato l'esito. Avevate dall'altra parte tutto il centrodestra compatto, voi di fatto vi siete presentati come dei civici, non era semplice. No, era sicuramente un'impresa importante, tutta in salita, l'abbiamo sempre detto dall'inizio. In fondo noi abbiamo creduto alle persone, quindi al merito, all'impegno che avevamo messo nella nostra squadra in questi 10 anni di amministrazione, e abbiamo ritenuto giusto continuare in questo senso, chiaramente aggiungendo delle persone nuove, dei nuovi candidati e anche una parte di amministrazione. Quindi di fatto siamo andati a dividere l'amministrazione uscente, con l'aggravio della partecipazione da parte dei partiti nell'altra squadra. Quindi questo sicuramente ci ha reso la vita abbastanza complicata. È una valutazione, di fatto c'è un paese a metà, una vittoria che non è schiacciante, bene da una parte, perché quantomeno significa che non siamo stati valutati in maniera anche negativa, dall'altro chiaramente lascia un po' d'amaro in bocca. Ci sono state delle parole molto pesanti di Marco Perini, ieri anche in diretta ha detto sono stato tradito, perché ci sono stati comunque dei fuoriusciti dalla vostra amministrazione, evidentemente a loro si riferiva. Sì, con molta probabilità e altrettanta franchezza ho dormito forse durante la mia amministrazione, perché ci sono stati dei confronti, questo non lo nego, ma non sono mai andati oltre a quello che è un confronto politico o amministrativo. Pertanto nemmeno io mi sarei aspettata questo cambio da parte di alcune persone, e quindi capisco Marco, perché chiaramente ci siamo sentiti un po' abbandonati, tant'è che sono rimasti in carica e per scelta non ho ritirato le deleghe a nessuno, proprio perché non ho capito la motivazione. Se no, insomma, magari probabilmente un personalismo o qualche altra motivazione che magari il tempo mi aiuterà, oppure magari un giorno me lo spiegheranno. Dovessero rimanere così le cose, con Romano sindaco e voi all'opposizione, che opposizione farete? Sempre costruttiva, l'ho sempre detto, noi non faremo opposizione, ma saremo in rappresentanza di una minoranza che è quasi una maggioranza, e quindi cercheremo di portare avanti le nostre idee. Poi insomma, grazie anche al nostro operato abbiamo messo al sicuro quantomeno un paio d'anni di opere, perché con i 13 milioni di euro del PNRR sicuramente ce n'è da fare, e quindi insomma mi viene da dire che hanno anche una strada bella spianata, e quindi un buon lavoro, e spero che tutto quello che trovino venga portato avanti, visto che anche il loro programma elettorale insomma non differiva rispetto al nostro. Grazie a Cristina Andretta, noi adesso cercheremo il sindaco Romano per capire anche quali sono le prime incombenze di cui si è preso carico. Intanto da Vedelago io e Alberto Pivetta restituiamo la linea. Grazie davvero a Linea Paronetto, grazie anche all'ex sindaca Andretta, ma noi ora sentiamo le parole a caldo invece proprio del nuovo sindaco di Vedelago, Giuseppe Romano, che ha detto faremo una consulta degli ex sindaci pronti, ha detto, a ricostruire la comunità. Sentiamo. Di un paese spaccato a metà, ma non solo nell'elettorato, spaccato a metà anche nelle frazioni. Ci sono frazioni che totalmente stanno da una parte e le altre frazioni stanno totalmente dall'altra. Sarà un grande lavoro di ricostituzione, di lavoro assiduo con i cittadini, lo faremo perché è il nostro obiettivo, lo sapevamo che era così e quindi l'abbiamo voluto far evidenziare, perché è dovere nostro dare una risposta a tutti. Lo faremo attraverso le consulte frazionali, condividendo dei percorsi, parlando con la gente, tornando a parlare con la gente per far capire che la politica è l'arte del parlare assieme, non è l'arte solo di ascoltare, ma è l'arte di ascoltare, condividere e parlarci assieme. La prima cosa che ci siamo detti è quella di fare la consulta degli ex sindaci, un modo per stemperare un po' gli animi. La seconda cosa è la consulta delle frazioni, perché è importante riparlare alle frazioni, ritornare a parlare con le frazioni, in questo contesto credo vada benissimo, e le consulte del terzo settore. Oltre a questo noi abbiamo una grande idea
che è quello di fare diventare Vedelago comune amico della famiglia, quindi un assessorato ad hoc per la famiglia, e da lì partire per dare quelle risposte che le famiglie di questo territorio e non solo vogliono dalla politica. Noi vogliamo darle. Dunque queste le parole le avete sentite del nuovo sindaco di Vedelago, poi ovviamente questa sera continueremo a sentire, insomma, a parlare con lui per sapere anche quali sono le priorità, che cosa farà come prime cose da primo cittadino. Vi farei vedere ora da Vicenza, perché l'abbiamo visto arrivare il sindaco di Vicenza, Giacomo Possamai, è arrivato. Ora non lo vediamo più, ma dovrebbe ormai mancare davvero poco per l'inizio della conferenza stampa. Dunque le prime parole del sindaco di Vicenza. Prima di collegarci con Vicenza, appena lo vediamo ci metteremo in collegamento. Il sondaggio che volevamo proporvi noi oggi, che riguarda l'inflazione. Parliamo proprio di questo, del caro spesa che erode i risparmi delle famiglie alle porte della stagione estiva. Dunque noi vi chiediamo, lo vedete, la domanda: meno soldi in tasca, farete vacanze più corte? Se volete rispondere sì, lo vedete in verde 0422 1626 691, se invece volete rispondere no, in rosso 0422 1626 690. L'esito di questo sondaggio nel corso della nostra trasmissione di questa sera in prima serata Ring. Dunque questa la domanda che vogliamo proporvi. Poi adesso vediamo seduto Giacomo Possamai, vediamo subito da Vicenza le parole del sindaco di Vicenza. Non me la sentirei, ecco, di attribuirmi questa caratteristica. Ragazzi, chiudiamo la porta. Grazie. Buongiorno a tutte e a tutti. Abbiamo convocato questa conferenza stampa per commentare i risultati elettorali di ieri un po' più a freddo, diciamo così, rispetto alle primissime ore. La proclamazione, si chiama così giusto? Chiedo la proclamazione, grazie. Chiedo assistenza dalla regia. Sarà oggi pomeriggio alle 15:30, molto bene. La regia conferma. Però ecco, intanto volevamo dare un commento ai risultati di ieri, nel senso che ieri, quando ho avuto occasione di parlare con molti di voi, erano appena usciti i dati, non c'era neanche un quadro nazionale. Ecco, la cosa naturalmente che più colpisce in questo momento è quanto Vicenza sia stata in controtendenza rispetto a quello che è successo in Italia. Noi crediamo sia stata in controtendenza perché abbiamo fatto una campagna elettorale in controtendenza, nel senso che la scelta di partire dai quartieri, di fare passo dopo passo ogni giorno incontri con i cittadini, siamo partiti che facciamo gli incontri nei bar in 20 persone, abbiamo finito con le piazze piene. Quelle piazze piene sono una grande responsabilità, nel senso che siamo anche consapevoli della carica di entusiasmo e di aspettative che c'è sulla nuova amministrazione. Siamo anche consapevoli di un altro aspetto, cioè che il risultato elettorale di ieri ci consegna una vittoria, ma una vittoria con uno scarto ridotto, e quindi a maggior ragione da oggi alle 15:30 la responsabilità del sindaco e poi quella dell'amministrazione che verrà sarà quella di essere l'amministrazione del sindaco davvero di tutti. Io da questo punto di vista, lo sapete, a volte vengo accusato di essere anche troppo moderato e contenuto, ma penso che possa essere invece un atteggiamento, una scelta che domani mattina... Eccolo. Hai visto? Questo dà un salto per un effetto speciale. Grazie. Moderato ma con riflessi, comunque. Dicevo, credo che questo atteggiamento tenuto per tutta la campagna elettorale, anche quando dall'altra parte si alzavano i toni, possa pagare oggi, nel senso che nei prossimi anni il fatto di rappresentare tutti i vicentini, chi mi ha votato, chi non ci ha votato e anche chi non ha votato proprio,
è il compito più importante e noi così faremo, cioè ci rivolgeremo a tutti e rappresenteremo tutti quanti. Altre cose che mi vengono da dire sul dato di ieri, è stato uno scarto ridotto ma che arriva dopo una campagna elettorale che ha segnato una grande rimonta, nel senso che siamo partiti con un sondaggio SVG, qualcuno di voi se lo ricorderà, che dava l'amministrazione uscente in vantaggio di 17 punti, il sindaco uscente in vantaggio di 17 punti. Siamo riusciti evidentemente prima ad arrivare al ballottaggio, che era il nostro obiettivo, ve lo ricorderete, c'era la questione insomma, che il centrodestra era convinto di vincere al primo turno, e poi a una vittoria al ballottaggio che adesso ci consegna una responsabilità grande nel governo della città. Ultima cosa che ci tengo a dire, poi rispondo volentieri alle domande che immagino oggi ci saranno, è quella di aver veramente costruito una vittoria di squadra in questi mesi. Penso che chi ha seguito la campagna l'abbia proprio visto come abbiamo costruito una campagna elettorale, ma anche proprio un'impostazione corale, con tantissimi candidati che si sono messi in gioco, ma con tantissimi volontari. Questa era una sede sempre viva e infatti ci mancherà una sede sempre viva, piena di ragazze e di ragazzi che hanno dato l'anima, e questo ha fatto la differenza. Onestamente penso abbia fatto veramente la differenza in questa campagna elettorale. L'abbiamo fatta con il sorriso, noi convinti che le idee fossero più forti degli attacchi, e siamo contenti che alla fine sia stata premiata questa impostazione. Domande? Prego. La prima è se ti sei sentito con la Chiara Lusetto, che penso... Era qua ieri, quindi ci siamo anche visti. Era contenta. Che è lei che ti sostituirà in regione, presumo, una conferma, perfetto. Subentra. Cosa le siete detti? Eravamo entrambi molto contenti. No, a parte gli scherzi, le ho fatto le congratulazioni, lei le ha fatte a me. Tecnicamente non mi è chiarissima, entro pochi giorni io mi dimetto da consigliere, lei subentra poco dopo il Consiglio deve votare la surroga, e quindi penso che nell'arco di un mese la procedura sia operativa. L'altra domanda è questa, avrei visto che oggi ci siamo divertiti a fare il top giunta. È giusto che vi divertiate, io mi diverto, voi potete divertirvi senza pensieri. Perfetto, no, allora mi stavo chiedendo, al netto di tutto, al netto dei tempi di legge, al netto di qualsiasi cosa, se hai già un'idea in mente e quando comincerai a confrontarti anche con gli attori della tua coalizione per mettere, diciamo, i paletti o comunque mettere nero su bianco qualcosa. Allora, ho sicuramente delle idee in mente, nei prossimi giorni ovviamente incominciamo a lavorarci. Ho anche in mente un percorso che porti alla Giunta un po' diverso da quelli che si usano tradizionalmente a livello amministrativo, ma questo ve lo racconto nei prossimi giorni, se no finiamo le notizie. Devo riuscire io a centellinarle, voi a scrivere e a fare il servizio tutti i giorni, quindi nei prossimi giorni vi racconterò. Sono supposizioni. Esatto, no, esatto, cioè oggi potete divertirvi ancora in astratto. La tempistica, cioè ti sei dato un termine, la Giunta ci sarà entro quando? Ci sono 10 giorni dalla proclamazione per convocare il Consiglio Comunale, e poi il Consiglio Comunale va convocato entro 10 giorni, quindi sostanzialmente sono 20 giorni più o meno. Quindi nell'arco della prossima settimana, non ho individuato la data ovviamente, ma mi prendo il tempo che serve. Tenete conto appunto che ho in mente, ma ve lo racconto nei prossimi giorni, un modo per costruirla che avrà anche rilevanza pubblica. Ecco, quindi un referendum, sì, esatto. No, anche perché no, esatto, ragazzi, sto scherzando. Giovanni. Una domanda tecnica per chi ci ascolta. Il potere amministrativo parte dalla proclamazione oppure c'è un interregno? Da oggi alle 3:30 formalmente chiedo qui a giusto immediato. Niente transition team come gli americani, su questo sono più. Da chi dovranno venire i cittadini, no? Ma vai.
No, i criteri per la scelta degli assessori, confermi quelli che avevi detto, cioè il numero di preferenze? Allora, io sono, adesso che ho avuto modo di questi giorni, prima del voto chiaramente, di metterci bene la testa, sì, nel senso che partiamo dal dato del consenso degli elettori, chiaramente c'è la questione di genere che è rilevante, nel senso che se partissi dal dato puro del consenso non potrei rispettare le quote di genere, invece le rispetteremo al 100%. Vi dico che sono orientato a costruire una giunta penso interamente di persone che si sono candidate. Perché? Per due motivi. Primo, perché è un modo per rispettare il volere degli elettori, perché è gente che se l'è guadagnata. Secondo punto, perché abbiamo costruito le liste noi per davvero, diciamo così, mettendo all'interno competenze dall'esterno. Per dire, la stessa lista del sindaco era costruita tutta con persone provenienti dall'esterno del mondo della politica e dell'amministrazione di questi anni e che venivano dal mondo delle professioni invece che delle associazioni, della cultura, così devo dire anche molti altri candidati di altre liste. Quindi in realtà io, se pesco da chi ha preso tanti voti, pesco comunque dei tecnici in tanti casi e quindi sono convinto che nell'equilibrio delle competenze penso che riusciremo a costruirla così. Eventuali deleghe non assessoriali saranno contestuali, successive? Zuppello, per fare un nome. Zuppello non può avere deleghe perché non è eletto. Zuppello andrà insieme ad altri a cui ho già pensato a guidare la cabina di regia sulla TAV che vogliamo costituire nei tempi più brevi. Chiaramente lì c'è un tema tecnico perché è un aspetto di nomina. E quindi sì, lo faremo penso in tempi molto molto brevi, anche perché come sapete il confronto con IRICAV ed RFI lo vogliamo fare prima possibile e quindi prima abbiamo la cabina di regia è meglio, posto che si può trovare anche informalmente intanto questa cabina di regia e si troverà informalmente nei prossimi giorni. Però due domande, sì. Sì, Matteo poi Tony, sì, cioè, vai. Posso? Sì, vai. Allora, la prima, mi pare di capire che il primo tuo appuntamento, diciamo, istituzionale sia a Roma il 2 giugno, dove il gonfalone di Bandiera di Vicenza sarà ad aprire per la prima volta. Sto riflettendo, però ci ragionerò ovviamente oggi, domani con la prefettura, col cerimoniale del comune, se andare a Roma oppure no, nel senso che voglio pensarci bene, capirlo bene, perché evidentemente essendo il primo 2 giugno che arriva pochi giorni dopo l'elezione, per certi versi anche il fatto di passarlo in città con i colleghi sindaci, con la città e con i cittadini, insomma, il mio pensiero è che ci voglio pensare un secondo. So che veniva dato per scontato, nel senso che l'amministrazione precedente su questo aveva già deciso. Per noi la situazione è leggermente, non tanto leggermente, è diversa e quindi mi prendo ancora il tempo fino a domani, prima per capire anche istituzionalmente e tecnicamente che cosa si può fare. Però ecco, mi peserebbe non passare a Vicenza il 2 giugno, pur essendo un grande onore per la città, chiaramente, una grande opportunità, eccetera, però ci voglio pensare un secondo. L'altra, se posso farti tornare a riflettere sul discorso che facevi in apertura, sì. Debacle per il centro-sinistra o della stravittoria per il centro-destra, a seconda di come si vedono le facce della medaglia, su questa tornata elettorale. Vicenza è l'unico comune di fatto che il centro-sinistra è riuscito a prendere dei seggi del ballottaggio. Ieri parlavamo di quest'asse anche, no? Delle grandi città del nord, che poi tra l'altro il gioco forte è l'asse della TAV, perché da Milano a Padova, insomma, è questa struttura. Quali sono le linee che porterete avanti, insomma, i principi che porterete avanti nel rapporto con il governo su questo e nel rapporto con le altre città del centro-sinistra? In parte l'abbiamo detto in campagna elettorale. Io una delle cose che voglio fare presto è intanto un confronto con Giordani e con Tommasi. Mi piacerebbe farlo molto presto. Ci siamo,
Damiano è addirittura venuto qui ieri e un po' mi ha anche commosso, nel senso che non lo sapevo, ed è venuto proprio a festeggiare insieme. Voi sapete per Vicenza quanto importante è il rapporto con Verona su tantissimi fronti, penso prima di tutto a quello di un'azienda che fa più di 1 miliardo di fatturato, in cui siamo soci e su cui, diciamo, sulla cui pelle in questi mesi si è consumata una guerra. L'ho detto tante volte in questa campagna elettorale, non si gioca sulle aziende con più di 1 miliardo di fatturato, non si gioca in generale, ma sulle grandi aziende che poi danno servizi ai cittadini non si può giocare, non si possono giocare battaglie, e quindi il primo punto è riportare pace e far funzionare bene quell'azienda da subito. Nello specifico con Verona e con Padova, dicevo, perché mi piacerebbe ragionare immediatamente su prospettive comuni di lavoro. Una è sicuramente quella culturale, l'ho detto tante volte, cultura e turismo. Noi siamo di fatto una grande città, il fatto di costruire itinerari comuni, promozione comune, attività, pensate alla stagione teatrale invece che a quella concertistica, metterla in rete tra le varie città. Penso al grande tema dell'ambiente, su cui Vicenza è messa un po' peggio, anche Padova non è messa bene, Verona è un po' meglio, dicevo, sul piano polveri sottili e inquinamento, però il fatto di poter essere 3 città che mettono in campo politiche comuni in campo ambientale, che si pongono alla guida della battaglia su questo fronte. Penso, e mi collego su questo, al tema della mobilità. Noi siamo una regione che su questo, penso ovviamente al trasporto pubblico, su cui va fatta una rivoluzione, quindi insomma ci sono tante cose su cui possiamo lavorare insieme, ed è una delle prime cose su cui voglio lavorare. Scusami, mi è venuta in mente l'ultima cosa, poi vai. taccio per sempre. Il segretario PD Martella diceva che questo modello, quello di Verona l'anno scorso, questo più quest'anno, può essere quello vincente per il 2025 in regione. Io sono sempre molto cauto su questo fronte, perché le regionali sono una partita molto più politica rispetto alle amministrative. Io penso questo però, e cioè che Martella abbia ragione su questo fronte, che davvero, qualcuno ieri mi ha chiesto se, non mi ricordo chi, ma se l'opposizione alla regione può partire dai sindaci di Padova, Vicenza e Verona. La mia risposta è stata: i sindaci non devono fare opposizione, i sindaci devono collaborare con la regione, ma dai sindaci di Padova, Vicenza e Verona può nascere una proposta alternativa, cioè nei prossimi anni, secondo me, possono dare un contributo importante sul fronte della proposta, delle idee, proprio della costruzione anche della prospettiva, nel senso che a Vicenza abbiamo fatto una coalizione, per dirne una, che tra l'altro è simile a quella veronese e anche a quella padovana, sì, che evidentemente, se riportata a livello regionale, ci renderebbe per la prima volta sostanzialmente competitivi o comunque in partita. Quindi noi possiamo dare un contributo di idee e di proposta, e lo faremo, nel senso che lo faremo sicuramente. Tony, poi Elisa. Hai detto gli assessori li pesco dai candidati, dagli eletti o anche dai candidati? Sto pensando mentre domanda interessante. Li pesco dai primi arrivati. Va bene? Al voto o alle candidature? Ai primi arrivati. C'è anche chi non è stato eletto. No, volevo chiederti, c'è anche una figura importante sotto il profilo dell'amministrazione e delle istituzioni, che è il Presidente del Consiglio comunale. Su questo cerchi la più ampia condivisione possibile, nel senso anche con l'attuale opposizione? Guardate, io su questo ho un pensiero molto chiaro, cioè il Presidente del Consiglio deve essere una figura di garanzia, quindi è bene che sia visto bene anche dalle opposizioni. E penso anche un'altra cosa, che non mi sono piaciute in questi anni, l'ho vista da fuori, alcuni atteggiamenti anche in ambito consiliare. Penso a un regolamento che di fatto aveva come impronta quella di strozzare il dibattito all'interno del Consiglio e di indebolire gli istituti delle opposizioni. Una delle cose che vi dico è che, per quanto mi riguarda,
ripristineremo il regolamento precedente o comunque faremo in modo di modificare il regolamento attuale dando spazio alle opposizioni, perché siccome i regolamenti funzionano sia quando vinci sia quando perdi, a futura memoria noi cercheremo di dare voce anche a chi non ha vinto queste elezioni, perché ci sembra giusto che all'interno del Consiglio si dibatta liberamente. Dunque queste, l'avete sentito, le parole del sindaco di Vicenza nella sua prima conferenza stampa da primo cittadino vicentino. Ora però parliamo di cronaca, anche tantissima la cronaca oggi da Mestre, purtroppo c'è allarme droga, è morto uno studente di 21 anni, il nostro Filippo Fois è andato in un nel laboratorio dove si analizzano tutti i dati relativi alle vittime morte per droga, lo vedo già sullo schermo pronto. Filippo, buongiorno. Buongiorno da Mestre, la morte dello studente 21enne ci ha portato qui al laboratorio di tossicologia clinica e forense. Siamo in compagnia del dottor Gianpietro Frison, che è dirigente di questo laboratorio, nel quale avviene che cosa, dottore? In questo laboratorio analizziamo campioni biologici e non biologici, quindi materiale sequestrato, per finalità di tossicologia forense, quindi a fini di giustizia principalmente, ma anche per finalità di tossicologia clinica. Noi stiamo indossando delle mascherine, naturalmente lo ricordiamo perché ci troviamo in un'area medica e le disposizioni sono ancora queste. Che area coprite con la vostra attività? Sostanzialmente per quanto riguarda l'analisi del materiale biologico copriamo 3 province, quindi Venezia, Treviso e Rovigo, e ulteriori province del Veneto anche per quanto riguarda l'analisi del materiale sequestrato dalle forze dell'ordine. Ecco, diciamo quindi se c'è un decesso per sospetta overdose in una di queste province, poi alla fine si arriva qui. Sì, si avviene appunto in questo territorio, di competenza delle procure di questo territorio, riceviamo i campioni biologici effettivamente che sono stati prelevati in sede di autopsia giudiziaria. Quanti casi trattate all'anno e c'è stato un aumento di overdose per quello che è il vostro osservatorio? Per quanto riguarda i decessi abbiamo un numero di casi che variano tra i 60 e i 70 all'anno, qualche caso fino anche a 100 e un aumento sì certamente c'è stato in questi ultimi anni legato alla grossa diffusione purtroppo degli stupefacenti. C'è un identikit di chi, appunto, dei decessi, vale a dire si tratta di giovani, giovanissimi oppure di persone già abbastanza avanti con gli anni, di mezza età per così dire? Ma secondo la statistica di questi ultimi anni non c'è un identikit preciso, purtroppo abbiamo visto una diffusione sia nei giovani e anche nelle persone di mezza età di sostanze di vario tipo. Nelle indagini poi che voi svolgete per conto delle procure che lei ci ha appena detto, potete valutare sia se ci sia stata una morte per overdose, sia se il soggetto assumesse degli stupefacenti in precedenza, oppure ancora per un neonato se la madre gli abbia trasmesso le sostanze che stava prendendo. Certamente, questo avviene attraverso l'analisi di campioni biologici di diverso tipo, per esempio sangue e urina per quanto riguarda l'esposizione acuta, oppure capelli o altre formazioni pilifere per valutare un'esposizione a lungo termine. Lei prima ci ha detto che sta purtroppo aumentando il consumo e quindi anche i decessi, e stanno cambiando anche le droghe che vengono assunte. Purtroppo in questo territorio abbiamo sempre appunto la presenza della cosiddetta eroina gialla, che vuol dire eroina ad elevata concentrazione, quindi con un pericolo maggiore di overdose, ma purtroppo è sempre in continuo aumento anche la diffusione di cocaina e l'associazione con alcol. Poi non dimentichiamo il problema delle cosiddette nuove sostanze psicoattive, che sono una classe molto eterogenea e molto importante di nuove sostanze ad effetto allucinogeno, dissociativo o anche con altri effetti. Dottore, mi consenta per chiudere il collegamento una domanda più di carattere personale. Lei naturalmente da professionista è abituato quotidianamente a confrontarsi con dei casi che dal punto di vista umano possono colpire. C'è qualcosa che le è rimasto particolarmente impresso tra ciò che ha visto? Ma quello che rimane impresso è il problema dell'esposizione rispetto ai giovani e giovanissimi. Noi vediamo qualche volta
giovani che per esempio abbandonano la scuola, non hanno più alcun interesse rispetto all'ambiente familiare, rispetto allo sport, rispetto alle altre attività di tipo culturale, perché purtroppo fanno uso di stupefacenti. In questo caso anche la cannabis è un problema importante per quanto riguarda i giovanissimi. E questi giovanissimi, scusate se la franchezza, li vedete anche su un tavolo d'obitorio? Purtroppo sì, qualche volta succede anche questo. Bene, noi per ora abbiamo concluso da Mestre. Ringraziamo il dottor Gianpietro Frison, che è dirigente del laboratorio di tossicologia clinica e forense dell'Ustra Serenissime. Restituiamo la linea allo studio. Grazie davvero a Filippo Fois. Noi continuiamo con la cronaca. Una persona da Verona, una persona è rimasta intossicata dalle fiamme provocate dall'incendio di una idropulitrice in uno stabilimento di lavorazioni della carne. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme. La persona che ha respirato fumo è stata presa in cura dai sanitari del SUEM 118 e trasferita in ambulanza al pronto soccorso per ulteriori accertamenti. Le cause delle fiamme sono ora al vaglio della squadra che è intervenuta. Ed ancora una donna di 37 anni è stata violentata dal suo ex fidanzato, un quarantenne originario della Repubblica Dominicana, nella notte tra il 26 e il 27 maggio nella sua abitazione di Pavia. Durante la violenza l'uomo le avrebbe premuto sul viso un indumento imbevuto di candeggina. La donna, che ha anche riportato contusioni varie, attualmente si trova ricoverata al San Matteo di Pavia. L'uomo è residente a Verona, già noto alle forze dell'ordine, è stato fermato dai carabinieri della compagnia di Pavia per violenza sessuale aggravata e portato nel carcere cittadino. Ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità e poi torniamo in studio con altra cronaca, altri servizi ed altri collegamenti. Dunque pubblicità. Siamo tornati nuovamente in studio con la cronaca da Vicenza. Atti osceni nei confronti di minorenni all'uscita da scuola. Le immagini girate con il cellulare da una ragazzina hanno permesso alla polizia di rintracciare il responsabile. Un insegnante italiano di 40 anni è stato denunciato per atti osceni in luogo pubblico. L'uomo aveva cercato di attirare le attenzioni delle ragazzine all'uscita di scuola nei pressi della fermata dei bus di fronte ad un istituto scolastico di Viale San Lazzaro. Si appartava all'interno della propria autovettura con la portiera semiaperta con l'intenzione di farsi osservare. Ad incastrarlo le immagini girate con il cellulare da una studentessa minorenne che aveva osservato la stessa scena ripetuta il giorno precedente. Il video, inequivocabile, consegnato dalla madre della ragazzina agli agenti della Polizia di Stato ai quali aveva denunciato i fatti, ha permesso agli agenti di risalire al responsabile grazie al numero di targa della vettura. Il quarantenne è stato individuato e portato in questura ieri. L'uomo alla fine ha ammesso le proprie responsabilità. Per lui il questore, vista la gravità dei fatti, ha disposto inoltre la misura dell'avviso orale. In corso accertamenti sulle responsabilità dell'insegnante in altri episodi simili. Ed ora invece a Padova, dove ci sono stati 2 arresti per liti in famiglia. Sentiamo. Ha aggredito la mamma con una bottiglia perché si era rifiutata di dargli per l'ennesima volta i soldi per acquistare la droga. Un 32enne di Catanzaro è stato arrestato dai carabinieri di Padova, intervenuti per sedare una violenta lite in famiglia. Il giovane era in evidente stato di alterazione, ha aggredito la mamma lanciandole addosso una bottiglia, poi si è avventato contro il fratello che aveva cercato di difenderla. I carabinieri, visti i precedenti del trentenne, lo hanno arrestato e portato in carcere con l'accusa di maltrattamenti in famiglia ed estorsione. A Pieve di Sacco, invece, i militari hanno arrestato un 55enne che stava litigando con la compagna. I carabinieri intervenuti per sedare il litigio sono stati costretti ad affrontare l'uomo che li ha minacciati con un coltello. Il 55enne, sotto l'effetto dell'alcol, ha tentato di aggredire i militari che sono riusciti in breve a disarmarlo e ad arrestarlo con l'accusa di minaccia e resistenza a pubblico ufficiale.
Ha tentato di tagliarsi i polsi ferendosi con un coltello. Bernardo Rossi, il 61enne di Verona, che ha tenuto in casa per almeno 5 anni il corpo della madre Elga, continuando ad incassare la pensione. L'uomo, che in questi giorni soggiornava in un albergo in provincia, si sarebbe inferto alcuni tagli ai polsi e poi avrebbe chiamato le forze dell'ordine, venendo così soccorso. Ora è ricoverato in ospedale ma è fuori pericolo. Rossi è accusato di occultamento di cadavere e truffa aggravata ai danni dello Stato. Ed ora andiamo a Padova, dove c'è stata una protesta ieri nella casa di reclusione padovana. 3 detenuti di diverse nazionalità si sono barricati in una cella perché non volevano il trasferimento. Sentiamo tutti i particolari. 3 detenuti di diversa nazionalità si sono barricati in una cella del carcere di Padova. Una giornata ad alta tensione, quella vissuta ieri all'interno della casa di reclusione. La denuncia arriva dal sindacato di polizia penitenziaria Sappe. Solamente in serata, dopo una lunga opera di mediazione attuata dal personale della polizia penitenziaria e anche a seguito dell'intervento del magistrato di sorveglianza, hanno desistito dalla protesta, ha riferito il sindacalista Giovanni Vona. La protesta sembra avere origine dal voler essere trasferiti a tutti i costi in un'altra struttura. Quanto accaduto ieri sembra essere la conclusione di una serie di criticità che sono emerse la scorsa settimana. Secondo il SAPE ci sarebbero state spedizioni punitive tra i detenuti che molto probabilmente si contendono la predominanza del comando all'interno del carcere. Un detenuto, per le violenze subite, ha riportato diverse fratture. C'è stata anche un'aggressione nei confronti di un agente che per fortuna non ha avuto nulla di grave. La Guardia di Finanza, durante una serie di controlli nel Bellunese, ha scoperto 25 lavoratori con contratti irregolari o in nero. I controlli hanno permesso di individuare 13 esercizi commerciali che operavano in modo irregolare. In dettaglio sono stati trovati 17 lavoratori in nero impiegati senza la preventiva comunicazione ed inizio della prestazione lavorativa a cura del datore di lavoro e 8 irregolari, i quali, seppur in presenza di contratti di lavoro di tipo intermittente a chiamate, risultavano non eseguite le previste comunicazioni per la giornata di impiego. I controlli hanno portato alla segnalazione all'Ispettorato Territoriale del Lavoro le violazioni, tanto che in 5 casi è scattato il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale in ragione dell'impiego di personale non registrato in misura pari o superiore al 10% del totale dei lavoratori presenti nel luogo di ispezionato. E sempre la Guardia di Finanza, questa volta a Rovigo, ha individuato un'impresa di panificazione dell'Alto Polesine che sin dall'inizio della sua attività, cioè dal 2019, non ha mai presentato alcuna dichiarazione fiscale. Gli accertamenti hanno permesso di ricostruire il volume d'affari per gli anni di imposta dal 2019 al 2021, per i quali non è stata presentata, come vi ho detto, alcuna dichiarazione obbligatoria. Questo anche grazie ai dati emersi con l'ausilio delle banche dati in uso alla finanza. Non avendo istituito alcun registro contabile, i finanzieri hanno dovuto raccogliere in diversi modi una cospicua mole di dati, grazie ai quali è stato determinato il reale volume d'affari dell'impresa, quantificato in circa 350.000 euro, con la conseguente imposta sul valore aggiunto mai versata. Ed ora nel Padovano, ed esattamente a Cittadella, si aggrava la posizione dell'infermiere del pronto soccorso dell'ospedale di Cittadella, che è accusato di aver molestato sessualmente 4 pazienti. L'uomo è stato rinviato a giudizio. Le vittime dei suoi abusi sarebbero 4 e non 3. Carlos Alberto Birro, 39enne, originario del Guatemala, infermiere, quando era in servizio al pronto soccorso dell'ospedale di Cittadella, avrebbe molestato 4 donne toccandole nelle parti intime mentre erano ricoverate. L'uomo, che è stato sospeso dal servizio, è accusato di violenza sessuale aggravata e giovedì verrà giudicato con rito abbreviato. I 4 episodi risalgono al 2021. Le vittime sono pazienti di 39, 36, 26 e 28
20 anni ed erano tutte ricoverate in osservazione nel pronto soccorso dell'ospedale di Cittadella. Nel loro sangue sono state rilevate tracce di benzodiazepine, sonniferi da loro mai assunti. Le vittime si svegliavano confuse, ma con il ricordo della loro incapacità di fermare quei soprusi commessi da quell'infermiere che le aveva toccate nelle loro parti intime. Un quinto episodio, invece, è stato archiviato. Durante le indagini è stato sequestrato anche il cellulare del 39enne, dove sono stati ritrovati numerosi messaggi inviati alle pazienti con complimenti espliciti all'indomani delle molestie. Ed ora andiamo invece ad Albignasego, dove le piogge di queste settimane, le piogge continue di maggio hanno creato davvero dei problemi importanti, grossi al cimitero. Ce ne parla la nostra Valentina Visentin. Valentina, buongiorno. Sì, buongiorno. L'emergenza in questa parte è la parte più nuova del cimitero, dove le piogge cadute copiose nelle scorse settimane hanno provocato un vistoso cedimento del terreno, spostando alcune lapidi che vedete alle mie spalle. Una addirittura sta piano piano sprofondando, così come stanno scendendo verso il basso le tombe che vedete inquadrate alle mie spalle. Ci sono anche vistose buche nel terreno provocate proprio dagli smottamenti dovute alla pioggia che è caduta copiosa nel Padovano in queste ultime settimane durante tutto l'inizio di maggio. Purtroppo è un fenomeno che è stato segnalato da molti residenti che qui vengono a trovare i propri cari e purtroppo, dice il comune, molti degli interventi saranno a carico dei privati, perché problemi strutturali alle tombe dovranno poi dipendere dalla gestione che ne farà il privato cittadino. Il comune di Albignasego però si impegna a sostenerli, ma questo è uno dei segni visibili provocati appunto dalle piogge che hanno fatto crollare e cedere il terreno sottostante alle tombe, facendole spostare, addirittura infossarsi come quelle che vedete alle mie spalle. Da Albignasego è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie davvero a Valentina Visentin. Io vorrei proporvi nuovamente il sondaggio, lo vedete, eccolo qui, parlavamo appunto di inflazione, dunque meno soldi in tasca ai cittadini, alle famiglie, dunque la domanda è: farete le vacanze più corte? E se farete purtroppo le vacanze più corte, rispondete sì, quindi 0422 1626 691, se invece non lo farete 0422 1626 690. L'esito di questo sondaggio, come di consueto nel corso della nostra trasmissione in prima serata oggi di Ring. E continuiamo con la cronaca, andiamo a Cordignano, nel Trevigiano. Cordignano è davvero sotto shock per la morte di Jessica Andreatta, 24 anni, dopo essere stata accolta da un malore lo scorso giovedì. Non ce l'ha fatta Jessica Andreatta, 24 anni. La comunità di Cordignano, paese dove viveva con i genitori, è sotto shock. Giovedì scorso Jessica era stata colta da un arresto cardiaco improvviso. Aveva cenato come tutte le sere con i genitori e poi si era ritirata nella sua camera. Erano circa le 22:30 quando il padre, Giustiniano, allertato da un rumore insolito, si è precipitato a vedere la figlia. Jessica è stata trovata tra il letto e il muro, priva di sensi. Subito i genitori hanno chiamato la vicina di casa, operatrice in una casa di riposo, per cercare in tutti i modi di rianimarla in attesa dell'arrivo del 118. Per 20 minuti la vicina le ha praticato il massaggio cardiaco, ma Jessica non dava segni di ripresa. Trasportata d'urgenza in terapia intensiva all'ospedale di Conegliano, Jessica non si è più risvegliata. Ricoverata da giovedì scorso, la giovane si è spenta lunedì 29 maggio. In questi 4 giorni di ricovero, Jessica è stata vegliata da amici e parenti che in tutti i modi hanno cercato di starle vicino nella speranza di un risveglio. In ospedale è raggiunta anche la band dei Sismica, suoi idoli, che hanno cantato per Jessica le canzoni di Alvaro Soler, Irama e Elettra Lamborghini. Jessica Andreatta aveva studiato all'Istituto Marchesini di Pordenone e aveva appena superato l'esame di teoria della patente e stava procedendo con le guide. Amante della musica e della danza hip hop, Jessica lascia la mamma Tiziana, malata ormai da 4 anni e alla quale la giovane era molto vicina, e il papà Giustiniano.
Il sindaco di Monte di Malo viene azzannato all'orecchio da un cane nel tentativo di difendere il suo che portava a guinzaglio. A raccontare la disavventura lo stesso sindaco Mosè Squarzone, che ha pubblicato le immagini sui social e promette il pugno di ferro nei confronti di chi non tiene i cani a guinzaglio. Doveva essere una tranquilla passeggiata domenicale, ma si è trasformata in una brutta disavventura per il sindaco di Monte di Malo, Mosè Squarzone, che racconta su Facebook di essere stato azzannato all'orecchio da un cane mentre passeggiava in un sentiero pubblico a Faedo, nel tentativo di salvare il cane di sua figlia che teneva al guinzaglio. Non ho dato risalto nei social a questa vicenda dalle ferite che ho riportato, perché sono minime, anche se sono dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso per una vaccinazione e per una terapia antibiotica, ma solo per dare un messaggio chiaro. Gli animali devono essere custoditi, soprattutto gli animali che possono creare disagio, paura e che possono essere potenzialmente pericolosi per le persone e per gli altri animali. Tante le segnalazioni arrivate al sindaco dopo aver raccontato la vicenda sui social. Dopo il post ho ricevuto diverse segnalazioni che sono accaduti diversi fattacci anche con l'uccisione di animali domestici da parte dei cani liberi. Ecco, mi auguro che questo non accada più e aumenteremo i controlli affinché determinate situazioni, che ho ravvisato anche io ieri, vengano debellate. Un'autovettura alimentata a GPL ha preso fuoco lungo la Monselice Mare, nessuno è rimasto ferito, necessario però l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Est. Il conducente, mentre percorreva la strada regionale 10, si è accorto che qualcosa non andava e dopo aver accostato è sceso prima che l'auto prendesse fuoco. Le cause del rogo sono di probabile natura elettromeccanica e sono al vaglio della squadra intervenuta sul posto. Ed ora torniamo invece a parlare della tragedia di Anika, la giovane mamma 31enne uccisa e gettata nelle acque del Piave. La famiglia della donna, supportata dall'associazione Penelope, poi parleremo proprio con la presidente e con l'avvocato nei prossimi minuti, hanno parlato appunto con i parenti che hanno detto abbiamo bisogno della verità. Attendono chiusi nel dolore i familiari di Anika Panfile, aspettano di sapere presto la verità sulla morte della 31enne. Ancora troppi gli aspetti da chiarire. Sembra probabile che il corpo della donna sia stato gettato da questo ponticello nel canale della Vittoria, dove l'acqua è alta e la corrente forte, da qui trascinato fino al Piave dove è stato trovato. Ad assistere alla mamma di Anika l'avvocato Stefano Tigani dell'associazione Penelope. Da poco ha parlato con la famiglia della donna. È un momento difficile, noi naturalmente come associazione Penelope ci siamo e cercheremo di essere di supporto il più possibile all'autorità giudiziaria per scoprire la verità nei tempi più brevi possibile, ma sono sicuro insomma, che gli investigatori faranno un lavoro egregio come fanno sempre. Continuano serrate le indagini dei carabinieri per far luce su quello che ormai è davvero un giallo. Si stanno sentendo tutte le persone vicine ad Anika, compreso l'ex marito, ora in Italia. E poi le immagini delle telecamere di videosorveglianza che gli investigatori stanno controllando. Si scaverà su ogni movimento, sulla vita di Anika. Nulla rimarrà intentato, ogni ipotesi sarà vagliata con attenzione. Intanto si cercano il telefono e la borsa della 31enne. La mamma di Anika non si dà pace, le hanno strappato il bene più grande, la figlia. Ora vuole sapere perché. Assolutamente sì, ma questo è la cosa più importante e soprattutto averla il prima possibile, perché poi ci sarà il lutto da elaborare, ma credo sia quasi impossibile per una mamma elaborare un lutto così, per dei figli elaborare un lutto così, ma certamente farsi una ragione di quello che è successo col tempo spero li possa aiutare. Anika ha sempre fatto tutto per i 4 figli, il pensiero ora va proprio a loro. Certo, il problema della mamma bisognerà capire come farglielo elaborare, però quello dei figli è un grosso problema effettivamente. Cercheremo di dare supporto anche in questo e mi aspetto insomma, una collaborazione anche dell'autorità amministrativa in questo, perché insomma è una situazione di grande difficoltà e di emergenza, anche perché sono 4 bimbi.
La famiglia spera di sapere presto chi ha ucciso Anika, chi ha ucciso una mamma che ha lottato con tutte le sue forze per far crescere i figli, per non far mancare loro nulla. La marchiatura del Comune di Padova ha permesso di ritrovare il proprietario di una bici rubata a Firenze. Gli rubano la bici a Firenze, ma lui l'aveva registrata a Padova con la marchiatura sul telaio e così la polizia locale la recupera e gliela restituisce. Nei giorni scorsi gli agenti della locale del capoluogo toscano hanno recuperato una bicicletta rubata e fin qui nulla di strano, scoprendo però che era marchiata dal Comune di Padova. Lì per lì si è pensato che il furto fosse avvenuto nel capoluogo euganeo e che il ladro si fosse portato il mezzo in Toscana. Gli agenti si sono messi in contatto con l'ufficio preposto del comune padovano che ha loro trasmesso i dati del proprietario. Si è così scoperto che la bicicletta appartiene a uno studente residente a Firenze, il quale, terminati gli studi a Padova, dove aveva registrato il mezzo, è rientrato a casa portando con sé la due ruote e proprio a Firenze gli è stata sottratta. Concluse le pratiche di rito, la bici gli è stata restituita. Rimaniamo a Padova, telecamere mobili per incastrare chi abbandona i rifiuti fuori dai cassonetti. La polizia locale di Padova ha immortalato ben 13 trasgressori. C'era anche un water lasciato accanto ai bidoni dei rifiuti in pieno centro, in riviera Paleocapa a Padova. L'uomo che vedete in queste immagini è stato multato con 650 euro grazie alle telecamere posizionate nelle vicinanze delle aree ecologiche dalla squadra tutela ambientale della polizia locale. La segnalazione è arrivata direttamente ai residenti che si sono rivolti agli agenti del capoluogo, stanchi dei frequenti abbandoni di immondizia fuori dai contenitori della zona. Gli agenti hanno quindi installato una telecamera mobile che hanno poi spostato in giro per la città, andando ad immortalare ben 13 violazioni. 7 conferimenti fuori dai cassonetti, 2 persone trovate a gettare immondizia fuori dalla propria area di residenza, in 3 hanno depositato rifiuti prodotti fuori dal territorio comunale e una violazione è stata accertata per conferimento di rifiuti speciali. È di circa 2.500 euro il totale delle multe che la polizia locale ha elevato ai furbetti dei rifiuti. Ed ora parliamo invece dell'associazione Penelope, ne abbiamo parlato prima perché insomma sta supportando la famiglia di Anika, ma tante sono le persone scomparse, poi ne parliamo insieme adesso, lo vedo sullo schermo l'avvocato Stefano Tigani, buongiorno. Buongiorno a voi, grazie per l'invito. Insomma, parliamo innanzitutto di questa associazione che si occupa delle persone scomparse, non solo, insomma, tante le persone scomparse e insomma un'attività difficile perché vi trovate di fronte a situazioni sicuramente complicate con famiglie che prima sperano, poi purtroppo in alcuni casi come quelli di Anika invece l'epilogo drammatico con il ritrovamento del corpo. Sì, ha detto bene, si tratta di una serie di fatti molto diversi tra loro. L'attività dell'associazione che è partita nel 2002 ne esamina tantissimi e si può parlare della scomparsa dell'anziano che ha magari il problema dell'Alzheimer, che non riesce a ritrovare la strada di casa, fino ad arrivare, come ha ricordato bene lei, ai casi in cui dietro la scomparsa c'è un evento omicidiario, come appunto si è verificato, ahimè, tra le tante volte anche nel caso della povera Anika che stiamo seguendo in questi giorni. L'associazione si occupa di tutti gli aspetti che possono riguardare la scomparsa, nel senso che ci sono anche degli aspetti di natura amministrativa che di cui molto spesso, anzi sempre direi, non si parla, che però sono magari quelli più impellenti nel momento della scomparsa. Faccio solo un piccolissimo esempio. Come si fa a gestire per esempio il patrimonio, la pensione, il contratto di lavoro della persona scomparsa nei giorni della scomparsa?
sono domande a cui per forza le famiglie sono costrette a rispondere, e lo possono fare solo anche con il supporto tecnico che è comunque necessario e che noi giustamente diamo con passione, perché vorrei ricordare che siamo comunque tutti volontari. Ecco, parliamo insomma di tante persone, perché noi ne abbiamo dato insomma anche notizia negli ultimi giorni di, come diceva lei, di anziani che si erano allontanati. Fortunatamente alcuni sono stati trovati, purtroppo invece altri no. Nella provincia di Treviso, non so se magari ha qualche dato, sono molte le persone che abbiamo visto allontanarsi. Come diceva lei, molti purtroppo sono anziani, ma anche giovani, ecco. Sì, assolutamente, purtroppo c'è anche questo dato, c'è anche, è vero, anche se, come dire, a me l'espressione non piace tantissimo, però anche il fenomeno del cosiddetto allontanamento volontario esiste anche questo, c'è chi se ne va per non voler più tornare, però non è così frequente come purtroppo superficialmente spesso questi casi vengono affrontati. Per quello che riguarda la provincia di Treviso, dai dati che mi sono stati forniti, nel 2022 si sono allontanate da casa circa 100 persone, 101 se non ricordo male, e ce ne sono 77 ancora da ritrovare, che sono tante. Poi c'è da dire un'altra cosa su questo dato che poi si riflette anche a livello, diciamo, più generale, a livello italiano, nel senso che ben più della metà delle persone che scompaiono riguardano minori, e in grandissima parte si parla di persone straniere, quindi siamo portati a pensare, comunque diciamo le linee del commissario straordinario portano a pensare che sia un fenomeno anche legato scusi la ripetizione, al fenomeno migratorio. Però di fatto se pensiamo che una grossa percentuale di persone non viene ritrovata, capiamo che siamo di fronte ancora a un problema veramente rilevante. Poi la percentuale di questo tipo di scomparse che diciamo si trasfonde in un evento omicidiario, che è circa del 3-4%, capisce bene che comunque è una percentuale molto elevata, perché significa che di tante di queste persone sono state ammazzate, tante di queste persone che sono scomparse, non sono state ritrovate, possono appartenere a questa percentuale che riguarda persone vittime di omicidio. Su questo c'è ancora un grosso lavoro da fare, però devo anche dire che anche rispetto a quando ho cominciato a lavorare io con Penelope, che mi pare fosse il 2014-2015, quindi meno di 10 anni fa, però devo dire che in meno di 10 anni sono stati fatti dei grandi passi in avanti anche a livello normativo, anche su sollecitazione, ma non solo, va detto, dell'associazione Penelope. Si è arrivati quantomeno a costituire la banca dati del DNA, anche se non è ancora a perfetto regime, a poter segnalare la scomparsa anche solo telefonicamente, salvo poi recarsi presso la stazione di polizia più vicina e ratificarla nelle 72 ore successive, nel chiarire effettivamente che chiunque può fare una denuncia di scomparsa, non il parente o il congiunto o la mamma o il papà e basta, ma anche il vicino di casa. Anche la persona che ha incrociato la persona al supermercato può fare una denuncia di scomparsa. Non si deve avere timore in questo senso, perché si fa solo un servizio civico. Poi, se la segnalazione era sbagliata, nessuno viene denunciato per procurato allarme o cosa, ha semplicemente svolto un servizio e si è dimostrato non indifferente, perché ricordiamo sempre che grossa parte del problema della scomparsa è dovuta anche all'indifferenza. E su questo io sono sempre molto... ci tengo a precisarlo sempre, perché alla fine anche quello della scomparsa è un fenomeno che con la collaborazione civica di noi cittadini stessi si può, non dico eliminare, ma certamente mitigare. Ecco, avvocato, lei dava un dato davvero sconcertante, perché in provincia di Treviso ancora all'appello mancano oltre 70 persone, parliamo del 2022. Esatto, solo 2022. Ecco, sono tante. Quindi, sono tante. Ecco. Sono tante in generale. Ci sono due province che se la vedono nettamente peggio di Treviso in Veneto, che sono Padova e Verona, però diciamo che Verona ha anche dei numeri
oggettivamente più grandi di abitanti, quindi si può anche comprendere, come dire, da un punto di vista statistico. E certo è che ci sono tante persone ancora da ritrovare, perché i motivi sono tanti. Potrebbe essere il ritardo nella denuncia, il ritardo nell'identificazione di quella che può essere la causa della scomparsa, ma anche la sfortuna, perché non è che possiamo... Devo dire che l'autorità giudiziaria e tutte le nostre forze dell'ordine però svolgono un lavoro straordinario, straordinario anche dal punto di vista della formazione, perché rispetto a 20 anni fa, ma neanche, anche a 15 anni fa, tu non fai fatica adesso a trovare un ufficiale di PG e anche non ufficiali che non conoscano bene ormai la materia, perché davvero, e in questo noi dobbiamo ringraziare anche voi, mass media, del supporto che ci date, è diventato un argomento finalmente, purtroppo, ma siccome c'è finalmente, di dominio pubblico, di cui la gente comincia davvero a interessarsi. E questo conferma un po' il concetto su cui tornavo io prima, cioè è un lavoro di gruppo questo, con tutti gli attori di questo sfortunato mondo, che siamo noi legali, che siamo noi associazioni, che siete voi giornalisti, che sono le forze dell'ordine, che è la magistratura. Insomma, quella di cui avevamo parlato tanto, non so se la ricorda, era proprio Marianna Cendrone, scomparsa da Paese, sì. Se non sbaglio il 27 febbraio 2013. Marianna non è stata più trovata. Ed è, cioè, posso immaginare, anche solo immaginare come può stare una famiglia che non ha più notizie, perché purtroppo poi se viene ritrovata vittima una persona, nonostante la tragicità della cosa, però ha un dato. Così invece è una persona che non si sa più se sta bene, se sta male, se è stata uccisa, non si sa nulla, insomma. Quindi io immagino che per le famiglie sia una tragedia quasi doppia. Sì, io credo che noi, per chi non è familiare di persona scomparsa, non possa capire fino in fondo. Anche noi che magari abbiamo vissuto in prima persona questi problemi, diciamo però da tecnici, pur diventando poi amici, perché poi Penelope è una famiglia, in particolare con i signori Cendron, insomma si è creata davvero un'amicizia profonda. Però l'amarezza che ti dà, come dire, l'epilogo della vicenda processuale, che di fatto non è stata in grado di capire se è stato un allontanamento volontario o un fatto di reato, ma sostanzialmente non aver ancora capito se questa ragazza magari si è rifatta una vita oppure è morta, come dice lei, è una cosa, come dire, davvero contro natura, per la quale si può fare una ragione. Trovando un corpo, come ricordava lei, almeno sappiamo dove andare a metterci un fiore, in qualche modo il lutto, pur difficilmente, ma ci si impara a convivere, credo, spero. Così è una situazione che non ti dà respiro, ma come questa di Marianna ci sono migliaia di casi in tutta Italia, perché voglio dire, ci sono tantissime vicende che non si sono risolte. Nel Veneto, per esempio, mi viene da ricordare anche la povera Florina, la ragazza di Pianiga, che stavamo seguendo sempre noi. Anche lì di fatto non si sa cosa sia successo, colpa delle indagini perché sono partite tardi, forse sì, ma non ci consola a questo punto, no? Quindi su quello è che tutto sommato l'avanzare della tecnologia ti consente adesso anche di ritornare su casi, vedi per esempio il caso della Golinucci dell'Emilia Romagna, dopo 30 anni col DNA, adesso in qualche modo si sta cercando di approfondire. Quindi voglio dire, sono vicende sulle quali non si deve mai calare il sipario, perché il supporto dell'associazione deve essere proprio quello di dire noi ci siamo con la famiglia, perché non si sa davvero mai se poi qualcosa può saltare fuori, ma se perdi la speranza, se non ci lavori comunque ogni giorno in collegamento proprio con tutti gli attori di questo mondo, come dicevo prima, allora chiudiamo baracche e burattini
e ci piangiamo addosso, non è quello che l'associazione vuole. Ecco. Certo. Quindi rimane dunque la speranza anche di capire che cosa può essere accaduto a Marianna in quel giorno, quel 27 febbraio, quando di lei si sono perse le tracce, nonostante siano passati praticamente 10 anni. Si spera che un giorno, insomma, anche la famiglia possa avere delle risposte, perché la cosa più importante è capire cosa sia successo. È proprio questo, di fatto la luce verde che noi cerchiamo di far proiettare a chi aderisce alla campagna, ma sono sempre di più, comunque alle pubbliche amministrazioni il 12 dicembre vuole comunicare proprio questo, cioè la vicinanza, il persistere della speranza di riuscire a ritrovare il proprio congiunto, che è la cosa più bella di questo tipo di attività, perché poi succede anche spesso di ritrovare la persona sana e salva, che magari ha avuto un momento, che magari ha fatto delle scelte sbagliate, oppure si è trovata nei guai e è rimasta coinvolta in un incidente alpino, per esempio, no? Succede molto spesso anche questo, soprattutto nelle zone montuose capita che l'escursionista cada, si faccia male, rimanga per giorni bloccato, a volte purtroppo non ce la fa, ma altre volte sì, e in questo senso noi sollecitiamo le ricerche in maniera sempre costante, però devo dire che insomma dal punto di vista dell'impegno, cioè, non ho appunti da fare, l'impegno c'è davvero da parte di tutti, e quindi l'importante è mantenere questo tipo di intensità di azione sempre, ogni giorno, su ogni caso. Questa è la cosa importante, non esistono casi di serie A o di serie B, certo. L'importante è inquadrarli in maniera corretta. Dopodiché, ripeto, dal 2012 esiste una legge, che è la legge madre per quello che riguarda il fenomeno delle scomparse, che consente e impone la ricerca immediata della persona che non si presenta più presso l'abitazione. Si ricorderà che molto spesso si diceva torni fra 48 ore, vediamo, eccetera. Adesso ormai questo è un fantasma del passato che abbiamo superato, per fortuna, ma ripeto, grazie anche all'informazione. Ecco, l'importante, come diceva lei, è insomma di denunciare immediatamente la scomparsa del proprio caro. E lei diceva anche un'altra cosa, un dato, che sono anche tanti minori che si allontanano di casa. Sì, i minori sono più della metà, ben più della metà, adesso dovrei riguardarmi le statistiche, comunque sì, sono tantissimi. Soprattutto stranieri, però, quindi qui nasce un po' il problema dei minori non accompagnati, di tutti questi flussi migratori, perché spesso l'Italia è usata un pochino come ponte, no? per approdi in altri paesi, dove magari queste persone riescono a ricongiungersi con qualche parente, quindi di fatto può essere, mi auguro, insomma, che questo tipo di scomparse, anche se è davvero difficile da tracciare il percorso di queste persone, però insomma non si tratta di scomparse apparenti, cioè che di fatto poi non riemergano in altri contesti, però effettivamente i minori scomparsi sono tantissimi, e lo stesso anche i minori poi comunque sono vittime di reato, perché poi ci sono anche tutti i fenomeni delinquenziali che ci vanno dietro, e su cui però non entrerei oggi, perché non è questo il momento, insomma. Ecco, senta avvocato, insomma la cronaca ci chiama, ovviamente, senza entrare nel merito delle indagini, tutto quello che sta accadendo. Come abbiamo detto prima, purtroppo molti casi che partono da una scomparsa finiscono purtroppo con una tragedia come quella di Anika, perché insomma è una mamma di 4 figli che è stata trovata morta, e lei ci diceva ieri, l'avevamo sentito nel servizio, chiede insomma di sapere che cos'è accaduta, perché che cos'è accaduto, perché e se insomma se è stata uccisa da qualcuno, perché è stata uccisa. Allora sì, non è che vorrei precisare, chiediamo di trovare la verità, cioè, mi sembra che
pretendere la verità in questi casi sia scontato. Questo è il messaggio che volevo trasmettere, nel senso che quando muore una ragazza così giovane con dei figli, lasciando dei parenti sconvolti, credo che sia il minimo immaginare che si possa avere una verità, anche perché anche questo è un caso partito con comparsa che si è verificato che fosse, da quello che mi pare di aver capito dai giornali, un caso di omicidio. Però, come dicevo anche i suoi colleghi, io vorrei essere molto prudente in questa fase qua, non me la sento di avanzare ipotesi, di dire A piuttosto che B. Abbiamo una procura capacissima, degli investigatori straordinari, lasciamoli lavorare tranquilli, noi siamo di supporto per quello che può servire, oltre che alla famiglia, anche all'attività. Adesso io ho appena depositato la nomina della signora, anche per partecipare alle operazioni alle quali le parti è consentito di partecipare, però il lavoro è in mano agli investigatori e sono sicuro che lo faranno bene. Vede, nell'associazione Penelope c'è un preciso scopo statutario, cioè che è quello di fare in modo che la persona scomparsa possa ritornare a casa. Quando la persona scompare a seguito di un reato, è logico che l'associazione Penelope vede, come dire, mortificata la propria attività. Ed in questo senso, io volevo dirlo prima, poi me ne sono dimenticato, devo ringraziare l'ex presidente di Penelope, il professor Antonio Lascala, e l'attuale presidente Nicodemo Gentile, perché sono riusciti con un'attività processuale importante, straordinaria, a far ammettere in diversi processi come parte civile l'associazione Penelope, che appunto col fatto omicidiario riceve un danno perché non è in grado di riportare a casa la persona scomparsa. Lo stiamo facendo in tanti processi, Samira, Ragusa, tutti i casi anche in cui non si è proprio trovato il corpo, e riteniamo che sia un'attività importante anche questa a supporto dell'autorità giudiziaria. Sul caso di Anika starei in questo momento molto prudente, perché ripeto, c'è un'attività che è in una fase, immagino, molto delicata, sulla quale noi dobbiamo cercare di mantenere il riserbo più assoluto e il rispetto più assoluto dell'attività dell'autorità, ma soprattutto della famiglia, che deve essere lasciata molto tranquilla in questa fase. Avvocato, io la ringrazio davvero. Grazie, speriamo di averla in studio qualche volta. Siete preziosi, vi porto i saluti della Presidente del Veneto, Daniela Ferrari, che aveva degli impegni professionali purtroppo improrogabili, ma ci teneva ad abbracciarvi tutti. Grazie davvero Avvocato, grazie davvero. Grazie, arrivederci. Noi andiamo avanti, andiamo a Bassano, parliamo del Tribunale della Pedemontana. Il sottosegretario Ostellari ha incontrato gli avvocati per noi, la vedo sullo schermo la nostra Chiara Gaiani. Chiara, buongiorno. Buongiorno, siamo a Bassano, è appena finito l'incontro con gli ordini professionali, con noi il sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari che incontriamo, era il terzo di questi incontri partecipati che ha fortemente voluto in vista della riapertura, dell'avvio dell'iter per la riapertura del Tribunale della Pedemontana, un incontro tra l'altro che presentava anche qualche criticità. Come è andato l'incontro, sottosegretario? Un incontro che è andato a mio avviso bene, abbiamo ovviamente ascoltato i presidenti degli ordini, degli avvocati di Padova, di Treviso e di Vicenza, che hanno giustamente fatto rilevare l'attuale problema che c'è, ma non ovviamente sulla realizzazione di questo tribunale, ma sull'attuale sistema giustizia. Ed è un sistema che abbiamo ovviamente ereditato dal passato. Scelte errate che hanno impedito assunzioni, hanno impedito quindi piante organiche adeguate e quindi anche una difficoltà nell'erogare il servizio giustizia al cittadino. Per cui è legittima la loro preoccupazione, è una preoccupazione che abbiamo anche noi, ma la dobbiamo superare attraverso la volontà politica che dobbiamo registrare, positiva, di questo nostro governo, di questa nostra maggioranza, capace quindi di rilanciare il Paese. Come? Attraverso quindi l'investimento che deve riguardare personale,
ma deve riguardare anche la capacità di rimettere al centro il cittadino, i suoi bisogni e la giustizia. La giustizia non è solo scadenze, atti, tribunale, ma è anche democrazia, è anche economia ed è anche quindi attrattività e rilancio per questo territorio. Ecco, lei ha parlato di cittadini, non c'erano solo gli ordini degli avvocati presenti, erano diversi ordini professionali, in questo che è stato come tutti un incontro molto partecipato. È il cittadino al centro, la richiesta che veniva anche dagli altri ordini, dalle altre categorie professionali era proprio questa: i tempi lenti ci paralizzano. Tempi lenti, quindi necessità di rilanciare anche in velocità e in qualità ovviamente, sapendo bene che una giustizia inefficace e quindi anche lenta, non solo in termini di qualità ma in termini proprio di tempistiche, pesa 2 punti di PIL del nostro Paese. Non ce lo possiamo più permettere e credo che sia arrivato il momento di fare uno sforzo tutti assieme, cercando ovviamente di fare sintesi il più possibile. Sottosegretario, ai nostri microfoni aveva detto: devo capire quanto i territori hanno bisogno, dobbiamo capirlo. Credo che i territori la risposta positiva l'abbiano data. Adesso quali sono i nuovi passi, concluso questo percorso partecipato, questa prima parte del progetto? Adesso abbiamo la capacità di avere il quadro chiaro della situazione. Qui questo territorio vuole questa riapertura e l'investimento in questo Tribunale della Pedemontana. Le province, i sindaci, la Regione sono con noi, le attività economiche sono con noi, gli operatori tecnicamente cosiddetti hanno delle legittime perplessità e richieste che dobbiamo ovviamente valutare. Detto ciò, ora la politica deve fare i passi. Il Parlamento deve iniziare l'iter e questo iter sarà ovviamente oggetto di un disegno di legge che sarà capace ovviamente di riguardare il tema prettamente nostro locale, ma anche di riguardare gli altri tribunali eventualmente da aprire o istituire nelle altre regioni di questo nostro Paese. Se la sente di dare un orizzonte temporale? No, è difficile oggi dare un termine perché è complicata, l'esecuzione poi della macchina parlamentare, però sicuramente noi oggi quello che dovevamo fare, quello che io dovevo fare l'ho terminato nei tempi che mi sono dato. Ecco, allora ringraziamo il sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari e da Bassano restituisco la linea allo studio. Ed ora invece vorrei parlarvi di un piccolo pianista, Antonio Pavan, che ha regalato un pomeriggio davvero di gioia agli anziani con la musica in corsia nel reparto di geriatria dell'ospedale Cafoncello di Treviso. Sentiamolo. Persi tra il dedalo di corridoi dell'ospedale Cafoncello di Treviso, arriviamo al reparto di geriatria seguendo la musica. Antonio Pavan, 9 anni, sta suonando per i degenti che riempiono il corridoio e, in silenzio assorti, ascoltano il piccolo diffondere le armonie che risuonano per tutto il reparto. Un'emozione importante che Antonio racconta così. Mi fa sentire molto bene, mi fa sentire molto felice. Dopo 3 anni di pausa forzata a causa del Covid, ha finalmente ripreso la rassegna musicale Viaggio nella musica, la medicina dello spirito, una manifestazione musicale nata nel 2018 e organizzata con la direzione generale e con l'ufficio relazioni col pubblico dell'EUS2 nell'ambito del programma di umanizzazione della medicina in ospedale. Un modo di curare i nostri pazienti in più, perché la musica appunto è cura dello spirito e anche del corpo. E questa è una grande occasione anche appunto per i nostri pazienti, perché parliamo in generale, la musica fa bene, ma qui parliamo di un vero talento trevigiano. Un momento di cura speciale, un'attenzione in più nei loro confronti. I pazienti ascoltano commossi, chi dalla propria camera, chi in prima fila per non perdersi nessuna nota. Un'emozione perché la musica ti porta oltre i problemi quotidiani, ti porta oltre ai problemi di salute, ti fa pensare veramente che stai bene, stai bene con te stesso e stai bene con gli altri. Quindi sì, è stato veramente un momento straordinario che vorremmo ovviamente ripetere. Portare l'armonia della musica dal vivo
in un ambiente pieno di sofferenza, io credo non ci sia miglior cura di questo. Prima di andare in pubblicità, subito dopo vi ricordo il nostro appuntamento con la sanità. Vi propongo nuovamente il sondaggio, lo vedete, meno soldi in tasca, farete vacanze più corte. Se volete rispondere sì, 0422 26691, se invece volete rispondere no, 0422 1626690. L'esito di questo sondaggio nel corso della nostra trasmissione in prima serata questa sera a Ring. Gli ospiti di questa sera: Marco Zabai, Partito Democratico, Marcello Bano, sindaco di Noventa Padovana, Fabio Crea, Fratelli d'Italia, Arturo Lorenzoni, speaker opposizione della regione. Poi alle 22:15 la testimonianza di un sopravvissuto al crollo del ponte Morandi, che è un triestino. Io sopravvissuto al ponte Morandi, Federico Cerne. Questi sono dunque gli ospiti di questa sera. Io vi ricordo ora le previsioni del tempo, poi una piccola pausa pubblicitaria e poi torneremo in studio con il nostro spazio dedicato alla sanità e parleremo del trattamento intraoperatorio del tumore della mammella. Dunque pubblicità, meteo e pubblicità. La tua bolletta continua a salire? Chiamalo 0422 320605, Exi, professionisti del risparmio energetico dal 2006. Bentrovati al meteo. Fa fatica ad imporsi l'anticiclone. Il tempo sarà buono, ma non mancherà una locale instabilità. Vediamo il dettaglio di martedì 30 maggio. Sul Veneto sarà soleggiato, cielo sereno o poco nuvoloso ovunque. Poi nel pomeriggio aumento della nuvolosità sulle zone montane, dove la probabilità di precipitazioni sarà in aumento, come detto nel corso del pomeriggio. Temperature senza notevoli variazioni, minime tra 14 e 19 gradi, massime invece tra i 23 e i 28 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso tanto sole con cielo poco nuvoloso. Nelle ore pomeridiane saranno possibili locali temporali sui rilievi, altrove prevarrà il sereno. Temperature minime comprese tra 16 e 18 gradi, massime sui 25-27 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove avremo ampi spazi soleggiati al mattino, a seguire annuvolamenti e rovesci a carattere sparso. Temperature minime intorno ai 13-15 gradi, massime sui 27 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. La tua bolletta continua a salire? Chiamalo 0422 320605, Exi, professionisti del risparmio energetico dal 2006.